Sono passati 2 anni dall'esplosione del gas che fece strage in un quartiere di Ravanusa. Era l'11 dicembre del 2021, devastando alcune palazzine, provocando 9 morti, tra cui la donna incinta al 9° mese, Selene Pagliarello, e il famoso professore Pietro Carmina. Si ricorda a tal riguardo l'impegno dei vigili del fuoco, senza fermarsi mai, operarono in via Trilussa con unità di soccorso composto da 142 persone. Ieri celebrato una messa nella chiesa madre di Ravanusa, presieduta dal vescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Nel pomeriggio un incontro sul tema della rigenerazione urbana nella biblioteca comunale. Sì, dopo 2 anni dall'evento che ha colpito la comunità di Ravanusa, che ha avuto perdite di vite umane, 10 persone scomparse, affetti, valori, famiglie, un intero quartiere devastato da una devastante esplosione. Oggi siamo qua per stamattina commemorare in chiesa le vittime che ci sono state e oggi pomeriggio invece in biblioteca nei pressi della zona dello scoppio per parlare di rigenerazione. Ecco, a che punto intanto è la situazione per quanto riguarda le famiglie che sono rimaste fuori dalle loro abitazioni? Abbiamo dato la possibilità ad alcune famiglie, laddove le condizioni tecniche delle case che sono rimaste indenni dallo scoppio lo consentono, di fare piccoli interventi di manutenzione per dare la possibilità di poter rientrare. Questo comporterà una modifica del progetto per la parte che riguarda il parco, al quale stiamo dando, come dire, una visione che tenga conto della memoria, spazi inclusivi, spazi per le famiglie, possibilità per i giovani di potersi riunire, perché come dicevo poco fa, dall'evento luttuoso dobbiamo trarre la forza, l'energia per rigenerare la nostra comunità attraverso interventi di riqualificazione che non devono essere solo riqualificazione urbana, ma anche riqualificazione sociale, culturale, che mettano al centro e abbiano da protagonisti i nostri giovani. Ecco, stamattina l'Arcivescovo di Agrigento ha celebrato questa messa in ricordo delle persone che non ci sono più. Sono stati momenti abbastanza toccanti. Momenti toccanti, di forte commozione. Non abbiate paura, abbiate coraggio, diceva il Vescovo Damiano stamattina. Un momento toccante perché erano presenti i familiari delle vittime, un momento che ha visto anche la testimonianza del colonnello Stingo, adesso anche generale dei Carabinieri, che ha vissuto in prima persona la fase iniziale dello scoppio, ma anche tutta l'attività successiva, e che ha dato veramente una testimonianza forte e di grande compartecipazione al dolore della nostra comunità e una forte spinta a ripartire e a rigenerare questa nostra comunità. Oggi, a 2 anni di distanza da quella tragedia, si ricordano le vittime della strage di Ravanusa. La Prefettura è stata da sempre vicino a questa città e in modo particolare continua ad esserlo. Sì, non posso che confermare le sue considerazioni, anche perché in questa circostanza mi piace ricordare appunto quella interessante, anche se dolorosa, esperienza che dalla via voce Sua Eccellenza il Prefetto Cocciuffa mi ebbe a rappresentare quando ho preso servizio qui in questa bella provincia. Questa occasione è un'occasione unica, straordinaria per un verso, come diceva lei giustamente, per ricordare chi purtroppo ci ha lasciato prematuramente in una circostanza particolare, ma è anche un'occasione per studiare insieme e cogliere l'occasione per dare lo spunto, lo stimolo per trovare sempre soluzioni migliori per rendere la nostra realtà più adeguata, più sicura, più serena sotto diversi aspetti. Creare dei servizi efficienti, realizzare delle infrastrutture che diano, come dire, buona realtà, buon andamento ovviamente della vita quotidiana delle nostre comunità, che hanno pienamente diritto ovviamente ad essere presenti. Ecco dottore, la Prefettura è un front office di quelle che sono le esigenze dei cittadini e soprattutto degli amministratori di questa provincia. Beh, la ringrazio di questo attestato che voi del mondo dell'informazione date alla nostra istituzione, che tra le plurime attribuzioni e prerogative che istituzionalmente vengono svolte c'è anche quella appunto di garantire la tenuta dell'ordine pubblico
essere di supporto per le esigenze di protezione civile, che sono quelle che più immediate proprio con riferimento a quanto ha interessato questa realtà qualche anno sono. Il nostro lavoro quotidiano, come dicevo in un'espressione non proprio italiana, è quello di essere al servizio dei cittadini, in tutti i sensi. La nostra istituzione, le porte dei nostri uffici sono costantemente aperte alle esigenze della cittadinanza, alle esigenze delle amministrazioni locali. Cerchiamo di essere anche di raccordo in maniera sincronica, in maniera proficua, anche nei momenti di confronto, di contatto con il mondo del lavoro, con il mondo sindacale, con le attività produttive. Questa è la nostra mission. Certo, la realtà prefettizia agrigentina è fortemente interessata al fenomeno migratorio, ma non è solo quello, ovviamente. Onorevole Savarino, lei è di Ravanusa e questa è una ferita ancora aperta a distanza di 2 anni, soprattutto nel ricordo delle vittime, ma anche per coloro che hanno perso tutto. Sì, è una lacerazione che ha colpito non solo fisicamente il nostro paese, ma ha lacerato i cuori dei paesani di Ravanusa e di quanti hanno perso lì i propri parenti. Oggi è giusto ricordarli, è giusto commemorare, è giusto pregare per loro, ma è giusto anche parlare di rigenerazione, quella rigenerazione che serve al territorio, ma serve anche per rigenerare i nostri cuori, quindi è un progetto che serve a riqualificare e a guardare al futuro con una speranza. Ecco, lei durante una riunione a Palermo ha preso degli impegni ben precisi, nella prossima finanziaria ci saranno i soldi per Ravanusa, per gli sfollati, per questo paese. Già il mio emendamento è passato in commissione di merito, in questi giorni è in commissione bilancio e dalla prossima settimana saremo in aula per approvarlo, ma non è l'unico impegno che ho preso e mantenuto per Ravanusa. Stiamo lavorando con l'assessore Aricò e il sindaco Pitrola insieme a me l'ha incontrato proprio un paio di settimane fa al progetto di riqualificazione urbana che riguarda proprio quest'area e che servirà a ridare speranza a questo territorio, ma devo dire anche a tutto il paese. Ecco, onorevole, possiamo anticipare qualche tempo, possiamo dare una data? Allora, dipende molto da, siccome rientra nella nuova programmazione dei fondi di coesione e dal lavoro che si sta facendo insieme al Ministro Fitto. Io immagino già da gennaio che si metta nero su bianco, il progetto è già sul tavolo del nostro assessore, l'impegno anche del Presidente Schifani è stato chiaro nei confronti nostri di Ravanusa. Io incontrerò il Ministro Fitto il prossimo fine settimana a Roma e quindi parlerò anche con lui, ma ritengo non ci saranno problemi se non la tempistica formale che questi grandi finanziamenti hanno bisogno di passare.